Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 28 gennaio, una buona giornata a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, si sta per chiudere questo gennaio e voi siete in forma a dir poco scintillante. La luna è nel vostro segno di fuoco, ma aspettate prima di esultare perché lo zampino di Saturno smorza tutto il vostro entusiasmo. Attenti agli amici pessimisti che risucchiano tutte le vostre energie da ottimisti. Toro, numerosi passaggi planetari aprono le porte ad una giornata produttiva, tuttavia il quartetto Giove, Saturno, Sole e Mercurio non vede l'ora di mettervi i bastoni tra le ruote. Gennaio andrà a concludersi con un pesante carico di faccende, sia a casa che sul lavoro. Voi accendete il vostro sorriso e tutto sembrerà più leggero. Gemelli, protagonista è oggi la forza benefica della Luna che accompagna i vostri passi. Inoltre un bell'aiuto da Mercurio vi rende comunicativi e dai forti e profondi sentimenti. Più dialogo nel vero senso della parola, non solo chiacchiere ma comunicazione profonda, soprattutto con la vostra dolce metà. Cancro, continuano i buoni influssi della Luna che vi assicura una giornata calma e serena. Argomento sotto i riflettori le finanze, punto debole ultimamente per voi. Incoraggiati da amici e supportati dai vostri cari avete deciso che è arrivato il momento di rimboccarvi le maniche e dimostrare le vostre qualità. Leone, la giornata di oggi farà risaltare il vostro comportamento leale e sincero. La settimana lavorativa volge al termine tra problemi di lavoro e affari in sospeso. Avevate grandi aspettative dalla Luna nel segno, ma non avevate ancora fatto i conti con quel pazzerello di Mercurio. Vergine, ultimi giorni di gennaio che vi vedono di ottimo umore. In tema di lavoro oggi vivete una giornata piuttosto faticosa però. Una volta a casa ad aspettarvi sul divano in un caldo abbraccio la vostra dolce metà. Se vivete una relazione a distanza non disperate, i vostri cuori sono più vicini di quanto immaginate. Bilancia, state attraversando un deciso miglioramento rispetto alla vostra posizione di inizio anno. Oggi il merito va a Giove, vostro astro guida che occupa una posizione strategica per guidarvi al meglio nelle vostre mosse. Si apre inoltre una fase di deciso ottimismo enfatizzata dal transito della Luna in Leone. Scorpione, ad aprire le porte della giornata è un felice prospetto astrale. Venere dal Capricorno vi promette una serie di belle soddisfazioni dal campo familiare a quello lavorativo. In quest'ultimo riuscirete a trovare oggi metodi anche comunicativi per ottenere un'armonizzazione nell'ambiente con i vostri colleghi. Sagittario, giornata all'insegna della buona volontà. Protagonista è Giove che dall'Acquario con il suo raggio vi infonde una bella energia vitale e una grande volontà di scendere in campo per far vedere un po' chi siete, dimostrare la vostra grinta e la forza delle vostre iniziative. Capricorno, continua un ottimo periodo per voi, firmato da Venere oggi in transito nel segno. Un clima di buon umore caratterizzerà questo giovedì che si prospetta luminoso. Carte vincenti sono per voi la calma e l'amabilità che mettete in ogni vostra mossa, si riveleranno nuovamente fondamentali. Acquario, a risplendere oggi sono le vostre più belle qualità, messe in luce da un quartetto della portata di Giove, Mercurio, Sole e Plutone. In campo lavoro-studio in arrivo ottimi apprezzamenti e consensi sulle attività che state svolgendo. Vi incoraggeranno a continuare su questa strada. Pesci, transiti planetari altalenanti, state vivendo un momento di stallo, i vostri impegni iniziano a pesarvi parecchio, soprattutto se state preparando esami universitari o cercando lavoro. Non demordete, non tutti possono vantare le vostre capacità, in arrivo per voi un febbraio favorevole che vi permetterà di puntare in alto. È tutto per il nostro oroscopo di questo giovedì, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0